6 su 6. L'Ecosity Genzano continua il suo percorso netto in testa alla classifica di Serie A, incassando il terzo derby di fila vinto nel proprio palazzetto e mantenendo 2 punti di vantaggio sulla Feldi Eboli, Corsara 2-1 a Pesaro. Il Napoli deve rincorrere la Fortitudo Pomezia e strappa un ottimo pari. La L84 si fa rimontare 3 gol da una Maidoma Vinumita di Petrarca. Torna al successo la Roma in rimonta ad Avellino, così come la Came a Benevento. Pari a San Rufo col Paccio Vitulano Drugstore Manfredonia nello Sky Match di Cosenza. In classifica Ecosity Genzano 18, Feldi Eboli 16, Napoli 13, Roma 12, L84 Torino 10, Came 9, Meta Catania 8 con il Vitulano Drugstore Manfredonia, la Fortitudo Pomezia e il Vinumita di Petrarca, Sala Consilina 7, Sandro Abate 6, Active 5, Pesaro 1, Benevento 1, Pirossigeno 1 punto nel prossimo turno. Queste le sfide in programma. Roma Fortitudo Pomezia, Napoli Ecosity Genzano, Meta Catania GG Teamwear Benevento, Feldi Eboli Pirossigeno Cosenza, Active Network Sala Consilina, Manfredonia Vinumita di Petrarca, Came Ital Service Pesaro e lo Sky Match sarà l'84 Torino Sandro Abate. Sbuca Fusari, anzi De Oliveira. L'abbiamo detto proprio adesso, è lui che stappa il match del Palacesaroni. 1-0 per l'Ecosity. Prende spazio Micheletto, palla perfetta con i tempi giusti per Leonardo Micheletto. Illumina Fantesele e Micheletto raccoglie e segna. Che sbatte sul tacco del numero 19 Cesaroni. Poi occasione per Taborda che non si fa pregare 2 volte. Davi, destro fulminante, eccolo l'episodio. Occhio a Davi che ha dimostrato di avere un buon calcio ispirato quest'oggi e infatti la incastra all'angolino, batte Micheletto, ancora per Taborda, ancora per Taborda. Fusari, 1-2 con Bissoni, è partito Fusari contro Tiago Perez. Poi allarga, deviazione di Oliveira, manda Bissoni a porta vuota. Tiago Bissoni, capitano della nazionale tedesca, Taurisano lascia scorrere, grande idea, Barrichello calcia, Capitan Mateusz Barrichello, 1-0 Ital Service. Prende un po' di spazio in buca, vuole il rimorchio, buona giocata di Sellusio che calcia, anzi no scusate Venanzio, è 1-1 per la Feldi, protegge tornando indietro per Dalcin che avanza, arcatura uomo da parte dei giocatori del Pesaro. Dalcin tutto solo, Dalcin ha preso la mira sotto l'incrocio, 2-1 Feldi Eboli. Palla alle spalle, De Luca Brecca, possibile 4 contro 3, Borruto, Salas, secondo palo, Giaba Duarte, palla è lì, De Luca con la punta. La banda rosso-blu, Michelangelo, sfida Giaba in fascia, cambiolato su Dodù che sposta e calcia! Sulla traiettoria Raubo, 3 contro 2, Salas, Perugino, trova Molitierno e poi la deviazione di Cutrupi. Matteus da Michelangelo, palo e gol, ha pareggiato la Fortitudo. Cutrignelli da Lugero Lopez, suolato e destro. Cutrignelli l'ha già giocata verso Bueno. Cutrupi, ancora, Bueno, col destro in porta! Borruto, da Caruso, la tiene, palla arriva in qualche modo a Pelesigno, lanciato verso Molitierno, col destro Pelesigno! Raubo riesce a giocarla su Michelangelo, in qualche modo la palla passa a Raubo, doppia suolata, la palla di là per Cutrupi! All'incrocio Cutrupi! Altro movimento del 18, Salas prova ad andare da solo, passa in mezzo a 3, Salas, Giapa Duarte in area, palo, palla lì, Caruso la mette in porta, ad uscire Borruto, De Luca rimane in mezzo, crea lo spazio a Salas che va in porta, Salas col mancino. ancora Kenji, prova a servire Moaps e trova il gol, passa in vantaggio la Sandro Abate, recupera il possesso Avellino, vediamo Avellino verso Marceligno, Dimas, il tiro, la pareggia la Roma. Poi Henry prova a servire Ghi, attenzione Marceligno e trova il 2-1 la Roma. Poi ancora Dimas si alza, il cross in mezzo e segna il gol del 3-1 la Roma. Moaps, Massimo Abate perde il possesso, vediamo Murilo, 4-1.
Deviazione di Felipe Melo, torniamo in presa di diretta con Fortini che trova il gol del vantaggio. La porta di Tondi, il capitano del Vino Italy, adesso con la rete dell'L84 con Murillo Schiocchet. Arriva a Wellington che tocca ancora con il tocco sotto per l'assist per Vinicius Rocha. I ravvicinati per il Vino Italy Petrarca, ma la difesa si muove molto bene dell'L84, ma stavolta c'è l'errore. Felipe Melo accelera il Vino Italy Petrarca che trova il gol del 3-2. Felipe Melo che adesso recupera il pallone, c'è Molaro che prova la conclusione e qui perde il pallone incredibilmente Tondi. Lolo. Palla sul secondo palo per il gol di Tommaso Colletta che fa 1-0. Intanto Di Guida riesce a scambiare col numero 7. La palla passa in qualche modo, la giocata di Walex che salta Mateus, in qualche modo poi arriva il gol da parte di Del Gaudio. Ci prova Donin che trova Sutton sul secondo palo. Poi Ramon con l'esterno, attenzione che Scitao è da solo, Scitao! E il gol di Scitao! Parte già Paviera che ha un po' di spazio, Sacon per il gol di Walex. Allargato il gioco, Bavaresco in scivolata il destro! Non c'è arrivato Bavaresco a interrompere la corsa. Cabeza deve avere un conto aperto col numero 88. Siamo già dall'altra parte però con Murgo che prova con l'esterno ancora. Il raddoppio ha segnato proprio lui, l'immortale Mauro Canal. Break però ancora della Pirostigino. Cabeza! Ha fatto detonare il destro. Pardon. Sono cambiate le situazioni. Come è cambiato adesso il parziale? Ha segnato proprio lui. Ha segnato Titon. Qui, secondo che esce. E gol! Funziona lo schema chiamato dalla Pirossigeno Cosenza. Bavaresco. Marchio. Tacco bello per Bavaresco. L'hanno fatto. Bellissimo! Crocchetta di Lucio che va in angolo, bella! Bellissima! L'azione del Vitulano Dragstore a Manfredonia. Attenzione perché erano tutti e tre non sulle gambe, un po' troppo alti. Cabarcas qui si gira! E dai, questa volta gli riesce. Con i mancini, Canal. Eccolo qui proprio Murgo. Pasticcia col pallone, trova Canal che appoggia a Cabarcas. Il gol del 5-4, scusate. Il gol del 5-4 ha segnato Johan Barbieri. A memoria, verso Arillo che va giù, c'è spazio per lo Sporting. Baroni, Diaz, centrale, l'autorete del capitano. All'interno del rettangolo Anderson e adesso a partire proprio Turmena, il suo sinistro e riesce a mettere la palla lì dove non arriva Fiuza.